Siamo una squadra coesa, fatta di sandonatesi e per i sandonatesi, fatta da professionalità e anche da sensibilità diverse, uniti dall'amore per San Donà, indipendenti da qualsiasi diktat di Roma. Siamo sandonatesi con occhi attenti alla periferia, alle periferie, alle frazioni, ai quartieri, al centro. È Francesca Zottis, 43 anni, la candidata sindaco a San Donà di Piave della coalizione di centrosinistra che riunisce 5 liste e che domenica e lunedì sfiderà Alberto Tesu e Carlo Fantinello. Siamo sandonatesi in grado di avere gambe salde per il futuro e gambe salde per il presente. Siamo una città e sandonatesi che hanno al centro la bellezza, la sicurezza e le opportunità di vita. La città amica delle persone, amica della famiglia, la città dello sport. Da sempre impegnata nell'associazionismo, Zottis è stata assessore ai lavori pubblici nella prima giunta Cereser, poi eletta consigliere regionale e dal 2020 anche vicepresidente del Consiglio. Per lei quanto fatto finora va proseguito. Una città in fermento, un centro vitale, una città magnete in grado, grazie a questa amministrazione, di avere delle piste ciclabili di livello internazionale che le attraversano, come la Monaco Venezia, come la Romea Strata e in futuro la Trilive, Trieste, Lignano, Venezia. Una città che è stata in grado di attrarre milioni di investimenti e 14 milioni di PNRR, grazie alla collaborazione e al coinvestimento di privati e anche di associazioni. Sono opportunità indispensabili per la crescita e lo sviluppo. Sono opportunità che non possiamo perdere.